Allora, seguiamo il nostro serrato programma e ho il piacere di presentare Emanuele Franz, autore di questo libro appena uscito da poche settimane. Sì, vero? Sì, pochissimi giorni, con un titolo meraviglioso, Il pellegrinaggio nel deserto del Sahara, un titolo che potrebbe sembrare banale, ma in realtà nasconde quella che è la vera anima dell'autore, che già lo scorso anno ho avuto il piacere di avere come ospite, presentando il suo saggio sulla cornucopia. I libri di Emanuele Franz, che per me è un filosofo della memoria, fammi coniare questo termine, parte ogni volta da un'esperienza diretta di visitare i luoghi, registrare quello che lui vede con la sua sensibilità, l'attenzione, perché ha gli strumenti scientifici per farlo, legati alla comunicazione simbolica, ideologica del passato, e tramutare l'esperienza del viaggio in libri magnifici, agevoli nella lettura, perché scrive divinamente, corredati da un apparato fotografico che sono frutto di questi viaggi, e spesso accompagnati anche da documentari filmati che tu spesso fai vedere nelle presentazioni. Non è il caso stasera, perché abbiamo un contesto e un format differenti. Questo tuttavia non mi esime dalla riflessione, da alcune riflessioni, prima di dare la parola all'autore, su questo libro. L'Oasi di Sima, sapete, è uno di quei luoghi della memoria che entrano nella nostra cultura fin dalle elementari, perché si legano al nome di Alessandro il Grande, quindi tutti sanno Alessandro uguale Oasi di Sima, cosa questo significa. Ma nel libro di Emanuele, che ha voluto sperimentare attraverso un viaggio personale il percorso lungo le vie carovaniere che portano all'Oasi di Sima, c'è qualcosa in più che è interessante. E più che un recupero è come si mantiene la memoria e la sacralità di questi luoghi in epoca post-antica. A cominciare dall'Alto Medioevo, per poi arrivare fino ai nostri giorni. La trasformazione di quest'area in una zona monastica, densamente vissuta da un punto di vista proprio religioso, che ha lasciato delle tracce architettoniche, ma soprattutto direi di pensiero, che ancora oggi ci sono e che tu hai potuto cogliere. Io lascio la parola a Emanuele Franz, che ci racconterà di questo pellegrinaggio attraverso un libro che non è un libro. Siamo costretti a usare etichette per nostro comodo, per meglio classificare le pubblicazioni. In fondo questo sport alla tassonomia ce lo portiamo da tutti in qualche maniera nella nostra interiorità. Ma nel caso del libro di Emanuele Franz non oserei dire che non è un romanzo storico, e non è nemmeno un saggio scientifico, perché avremmo immaginato un apparato di note eccetera. È un libro che potremmo definire un libro di un viaggio che non è solo reale, ma lasciatemi dire anche un viaggio, anzi direi un viaggio in primo luogo interiore, che tu hai profondamente sperimentato, ne hai tratto da alcuni elementi che poi sono serviti a tradurre la parte sperimentale in qualcosa di più solido. A te la parola, Emanuele, e grazie di essere venuto anche quest'anno. Beh, grazie Massimo Cutraro innanzitutto per gestire questo spazio, che è una nicchia di luci splendenti che invitano l'attenzione e la riflessione sul simbolo in una società, come dicevo prima a Massimo, la nostra, sempre più edonista, fugge senza interrogarsi sul simbolo. Un tempo il simbolum erano, almeno nell'antica Grecia, il simbolo era un coccio che veniva diviso
veniva sparso fra i membri di una comunità, dopodiché quando ci si reincontrava venivano riassemblati insieme questi pezzi a formare una unità perduta. Ed è esattamente questo il significato di questa ricerca che io faccio, come ho fatto in Georgia e in Armenia, in cui ho attraversato il Mar Nero da solo per andare a cercare il simbolo del vello d'oro. In Grecia, nella Grecia del Nord, nell'Epiro, dove c'erano i simboli della cornucopia, dell'abbondanza, dell'acqua della vita, che dall'Anatolia insomma si diffonde questa idea dell'acqua che non è certo acqua distillata, ma è acqua che coinvolge a seco il senso stesso della fertilità, quindi si parla anche dei sali presenti nell'acqua. Ecco che tutti gli indizi di queste mie ricerche precedenti alla ricerca di una unità agoniata mi hanno portato nel deserto del Sahara, anzitutto in quest'oasi che vedete, che è l'oasi di Siwa nel deserto libico, nel tempio di Amone. Adiacente al tempio ci sono queste saline che si vede, che sono state considerate, guardate che meraviglia queste saline, che sono state considerate sacre già dai tempi degli antichi, perché si dice che questo Ammone era venerato con dei sali. Si dice che c'erano a effigie di questi sali ammoni, conchiglie, delfini, sì. No? C'è Plinio e gli storici antichi, ed era così vasto l'uso rituale, liturgico e anche medico, che venivano spedite queste ceste di sali ai faraoni in Egitto. C'era tutta questa intensa attività, comunque con uno degli oracoli più celebri e antichi del mondo antico, pari a quello di Delfi. Tanto che celebre è la spedizione di Alessandro Magno fino a questa sperduta oasi, cui ringrazio Stefano Strufolino qui per la sua ricerca che mi è stata un manuale. Stefano è qui presente. Lavora a Cirene e quindi è un profondo conoscitore dell'archeologia nordafricana, della costa nordafricana. Fa piacere che sia qui. Sì, anche perché insomma una monografia sull'oasi di Siwa mi è stata un manuale utilissimo. Io sono partito in queste spedizioni appunto non organizzate da sole, sempre alla ricerca così prima di tutto di me stesso, ma appunto di un simbolo ancestrale che come per altri simboli riuniscono una unità che si è dissimulata, si è modulata, si è anche frammentata in più culture, in più religioni, in più civiltà. Uno di questi simboli è appunto quello del sale, che passa già a Omero. Per Omero è il legame col divino, per gli antichi il sale, il salus, era l'elemento che congiungeva cielo e terra, l'elemento che purificava. Vediamo tutta la liturgia anche pre-cristiana legata al sale. Nella Bibbia, nel Levitico in particolare, abbiamo il sale dell'alleanza. Pensate che tutto il cerimoniale dell'acqua santa nel mondo cristiano deriva dall'episodio di Eliseo che purifica una sorgente di acqua pura usando del sale. Ebbene, dove sono le reliquie di Sant'Eliseo? Sono a Wadi al-Natrum, non distante da quest'oasi di Siwa, e nel monastero di San Macario. Wadi el-Natron, la valle dei sali. Anche qua il sale che veniva utilizzato dagli antichi egizi per la mummificazione, per la conservazione delle carni. Pensiamo al legame cum grano salis, il sal sapientia, cioè il sale, non certamente quello comune, ma la diversa modulazione anche dei sali. Qua vediamo delle immagini splendide che ho scattato proprio alla periferia dell'oasi di Siwa, e questi, ecco, guardate qua, anzi per chi volesse vederli dal vivo li ho portati qui per voi. Si dice che siano molto salubri, ecco, salubri. C'è tutta la tradizione. Poi ti spieghi come hai fatto a far passare alle autorità egizie questo parametro. Quando ho preso la terra dalla cima del Monte Oreb non me l'hanno fatta passare. Direi. Questo qui invece sì, che Stefano Strufolino diceva che non si sa ancora di che cosa sono composte esattamente. Ma poi c'è tutta la tradizione di questo sale che cura, il sale che dà la vita, il sale che conserva, che redime, che salvifica, che arriva in tutta la tradizione alchemica occidentale con Paracelso, che ci parla dell'alcaest, cioè l'alcali est, è un alcali, quindi una sostanza fortemente basica, e sappiamo che appunto una delle sostanze basiche per eccellenza è l'ammoniaca, parolina
che ci ricorda subito ammone, solfato di ammonio, cloruro di ammonio, tutte queste parole, no? Che ci sarebbe una disquisizione poi su tutte le associazioni dei pensatori rinascimentali che hanno associato ad ammone i sali ammoni. E qui comunque per Paracelso c'era questa acqua permanens, cioè l'acqua che avrebbe curato da tutte le malattie, quell'acqua della vita di tradizione anche biblica. Insomma, avevo analizzato anche a Göbekli Tepe questi pozzi sacri, sì. E troviamo che comunque, dicevamo, non è acqua distillata, cioè sono acque con dei sali. E qui effettivamente lo scopo della mia ricerca in Egitto è stata quella di mostrare come un simbolo non appartiene soltanto a una tradizione culturale, ma viene coinvogliata nelle tradizioni religiose successive. Senti Emanuele, ti interrompo, ma il legame, per esempio, quello che tu hai percepito tra questo mondo che appartiene si forma nel corso dell'età del bronzo, va avanti, si solidifica in età ellenistica con la cultura tolemaica da una parte, e dall'altra invece l'appropriazione di questi simboli attraverso l'esperienza cristiano-copta. Ecco. Che tipo di relazione c'è tra queste due, in apparenza culture distanti, non solo cronologicamente? Ecco. Qua vediamo al museo copto al Cairo. Tu sei molto attento, sì, a stabilire le relazioni, a cogliere i nessi. Che idea ti sei fatto? Allora, la tradizione copta è specificatamente copta, come per esempio la chiesa georgiana, che sono le prime chiese ortodosse georgiane, hanno assunto il simbolismo del mantello di Giasone che si svolge nella colbide. Il cristianesimo originario prende simboli e hanno fatto tutto un culto georgiano, tipicamente georgiano, del mantello della Panagia, l'assunzione, quel mantello salvifico. Quindi c'è un simbolo che si modula, no? Che viene estrinsecato e reinterpretato in una chiave salvifica cristiana. Però quello che a me piace sottolineare in queste diverse ricerche è che non c'è uno iato, una spaccatura, ma c'è un tessuto vivo. È come quella che anche Leibniz chiamava il de perenni filosofia, cioè un codice originario che poi via via nella civiltà assume anche delle incrostazioni, delle polveri, no? È scopo dell'antropologo, dell'archeologo, del ricercatore, del filosofo è spazzare via la polvere, togliere un po' no? Questa Babilonia, questa lotteria di mille lingue e trovare quel nesso, certo, quell'antico. È un po' come la grammatica, sì, universale, no? Che sì. È il lavoro che fa l'archeologo, che scava, rimuove, va fino in profondità cercando poi di costruire dei palinsesti con dei livelli, degli strati, e stabilendo le connessioni tra questi. Esatto, qua vediamo per esempio che abbiamo... Ecco, vediamo magari qualche altra cosa e poi siamo costretti a... Ecco, abbiamo ancora 5 minuti. Esatto, qui abbiamo i delfini, perché appunto si citava Plinio che citava il fatto che l'oracolo di Ammone era venerato su delle colonne di sale con incisi sopra simboli come delfini, conchiglie, tutti simboli che sono onnipresenti specificatamente nella chiesa copta egiziana. Magnifico, e sono... Ecco qua. Immagino sono molto belle. Disegni florali e croci con i delfini del V secolo. Quindi cosa mostriamo? Queste croci dentro le conchiglie. Abbiamo un'assimilazione di una simbologia precedente che diventa specificatamente cristiana copta. Tutti gli indizi di questa ricerca, perché il viaggio continua verso l'ignoto, ci conducono in Etiopia. Che immagino sarà il luogo del tuo futuro viaggio. Lo possiamo... Io me lo auguro, no? Di riuscire, perché bisogna andare ancora più in dentro nell'ignoto. Però insomma anche lì dal sale dell'alleanza all'arca dell'alleanza è un momento che si dice che in Etiopia la chiesa etiope rivendica il possedimento dell'arca dell'alleanza, cioè quell'oggetto simbolico che ricuce quella frattura, quello iato che ci porterebbe quindi all'unità agognata di cui parlavamo. Sarebbe proprio dare la risposta alla domanda da dove veniamo e dove stiamo andando. Penso che non solo dovrebbe essere lo scopo dell'archeologia, ma di ogni uomo.
Grazie Massimo. No, grazie a te per questa manifestazione diretta. Volevo prima di chiudere ricordare che i libri di Emmanuel Franz li trovate nel bancone uscente a sinistra. Dal primo viaggio, quello sul velo d'oro, che si faceva riferimento al mantello del patriarcato georgiano, fino al volume che abbiamo presentato l'anno scorso sulla cornucopia legato all'Epiro, la Grecia del Nord, e non ultimo quello che abbiamo visto stasera. E una nota proprio per chiudere di grande deferenza nei confronti delle edizioni Audax, che sono meravigliose. Potete consultare il catalogo direttamente sul sito e troverete dei titoli veramente importanti. Spesso siamo condizionati attraverso i nostri canali di comunicazione dai grandi editori che ci impongono lavori, per carità, eccellenti, che entrano via via nelle nostre menti, però non dimentichiamo che l'Italia ha una eccellente, piccola perché compete con le grandi editorie, di cui Audax ne è un esempio virtuoso. Grazie ancora Emanuele, e al prossimo viaggio, al prossimo anno. Grazie Massimo. Grazie.